Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Questo video lo farò in friulano e di conseguenza avrete modo, per coloro che non parlano questa lingua, di ascoltarlo anche in italiano tra qualche giorno e verrà presentato tra qualche giorno. Per cui perdonatemi, ma oggi mi dedico alla mia lingua e mi dedico al mio territorio che per me ha un'importanza fondamentale perché è praticamente casa mia. Buondì a tutte le popolazioni furlane e Ue Ottachin fa un sunto dice che a Tocuz ondai dit dal corso dal temp sulle lingue furlane e sulle lingue in genere, se che le è succeduto col lavoro che hai fatto. Ottaberin a step in modo di chiarire in maniera definitiva quale che è la posizione da glottologie, quale che è la posizione dalle int che si inventa etimologie che non stanno in silentiare e quale che è la posizione me che ondai chattat questo meccanismo. Tachin alla parordin e nin indenant con le spiegazioni. Allora, prima di tutto, vi spiegare in maniera che funzionano le attuali scienze etimologiche e per farlo ho la necessità di capire certi elementi che sono fondamentali. L'etimologia si basa sulle storie e le storie definiscono il momento in cui una popolazione è venuta fuori le scritture. Per cui no prima da scrittura, per cui qualsiasi popolazione come i ladini, i greci, gli egiziani e anche noi altri, prima da scrittura non vengono dati per poter dire che lingue lì esisteva. Tutte le valutazioni etimologiche si vengono infatti con tanti dati sulle lingue scritte e confrontati con i rarissimi dati su che sono estinti, per cui non sono al di web visibili o riconoscibili. E, e non scritti. Alle di disi anche una roba curiosa, le lingue che hanno attaccato a scrivere termini di che altri lingue lo hanno fatto facendo correzioni e dopo si era rendi capire se che andano combinando perché non c'è chi sta un po' strozzo. Inoltre le parole da lingue non scritte sono un report fatto di scrittori non di marelingue e questo è un dato estremamente importante di tenere in considerazione. Tenete conto che man mano che on in denante da queste panoramiche veniranno fuori tutta una serie di petezze di commedie che us faranno capire in maniera clara se che all'uldisi e se che le sta scoviarte se che qualche è il valore da lingue furlane in senso generale e non state paura da lingue che è cerniele piuttosto che dal basse piuttosto che di Gurizze, di Servignano o se so io o che zinghine come le me non vedi paura delle differenze linguistiche perché proprio le differenze linguistiche che è fra zone e zone in Friuli e crea le possibilità di capire come che funzionava praticamente le lingue che sta sotto. Se non fosse stato così non avresti mai capito tutte le evoluzioni linguistiche che si possono dopo ripartire a livello globale. E questo è fondamentale, per cui chiunque al sir di pastrozzare le lingue dal paese d'Onge al fa su une boiade e une boiade grande come une case perché le sue lingue assieme alle tocco le differenze si fa svio di praticamente il modello di sviluppo e questo è fondamentale. Noi adesso vengono le glottologie sistema IPA che è l'International Phonetic Alphabet che praticamente è una maniera di scrivere le parole e i rumori che noi smettiamo che è standard per tutto il mondo, anche se dopo ognuno ha il suo sistema internazionale differente, però generalmente l'IPA è quel che fa masse critiche a livello generale. Le glottologie che vengono leate alle linguistiche, il termine è stato un po' isolato, che è la glottologia dai ambiti accademici,
studie disin il lengas sia da sua collocazione storiche sia da sua maniera di esprimersi, per cui io cercherei un sacco di int che us farà io delle differenze fra le moto e le moto, no? Queste o che cambie, queste rumors che sono leggermente differenti, disin questi tra virgolette stanno meccasi in essi che non hanno nulla a che fare con il sistema base. Il metodo me ha le differenti parziarti a spes, ma compagni parziarti atris. Allora si rende capire le differenze fra i due. Il mio approccio con le linguistiche è di analisi matematiche, cioè io ho fatto una lingua e ho fatto un'analisi matematica su che lingua qui. Le analisi matematiche sono state fatte sui singoli fonemas dal disin da paraulis, per cui le A, le O, le E, per capissi che i rumori che noi sono mettendo un di che l'altro per fare le paraulis di UE. Mi perdoni che sono di lingue ladine e romance perché lavorando veloce le lingue non si capiscono, anzi lo displank. Mi perdoni che lavorano in ladin e in romancio perché le lingue se sono tagliate veloci non si capiscono tra di loro. Se invece vengono tagliati splank e sono comprensibili, per cui ho visto di vedere il video per italiano e dopo tornato a calcare. Torniamo al nostro discorso. Dalla ricostruzione del significato originale da parole si scopre che si tratta di frasi dentro da parole, per cui sono parole composte in totalità dei casi, robe che non veniva mai prese in considerazione da storie etimologiche, e questo è un elemento estremamente dirompente dal punto di vista del significato. Si tratta di frasi descrittive, per cui noi è una roba che devo dire che qui si chiama telefonino, ma avrei detto che il ciossul ha praticamente una superficie con un perimetro, con un spessore, avrei detto una roba del genere, che uno capirete noi e se non lo ha denande voi. E per cui un'altra maniera di esponere le paraulis e tutte che robe qui a mezzo da glottologie, per cui le glottologie dopo arrivano in un secondo momento in maniera massiva a metilenghe e poi funziona perfettamente, per cui non si già noi al comparto glottologico, si tacca da praticamente dai elementi di riferimento che sono ben precisi e si dà la possibilità a cui calzir di fare una traduzione, tra virgolette, una scomposizione da parole per capire da che fu l'origine, di capire in maniera che sia imbastire che chi, perché è facile dirsi a derivare dal latino anche dopo non sono i presupposti. Ninguém denante con quel tramaia qui e vi dice che succede. Allora, spostiamo le memuse di che tre bande e sono da semeanze che non sono chiare, come focus e fuoco per italiana, fuoco per furlan. Io dico che questa F torna sempre, però sono obiettivamente tre lingue differenti, e con le curiosità che chi a un certo punto si mette in tutte le lettere, anche perché us, popolazione celtica, significava brusà forte, non era come il fuoco, era proprio una fiamma estremamente che brusava forte, e serviva per fare li inis, per cui le fusine che aveva queste caratteristiche, questo us dal mezzo faceva capire che le temperature erano particolarmente alte. Per cui ho vinto una lingua che a un certo punto andà un ordine, una sequenza da disposizione da lettere, e una che non lo ha, perché il latino non aveva queste caratteristiche, per cui andando due grammatiche differenti e partissi di due basi dai rumori che sono differenti. Dopo vi darò miglior di che si tratta. Ho vinto le desin da mutazioni tipo venco con vinco
Quest passage samè disegna una mutazione da parola, dal rumore, da glottologie, viene dichiarate così. Le tecniche che utilizzano è che di descrivi ogni singola lettera per le fiette glottologiche che vengono create proprio dalla posizione da lingue, da posizione da quarti vocali, da posizione da voce, la posizione da mascelle, la posizione di troppaia che si emette, come che sulle mette, eccetera, eccetera. Disinlo per ogni lettera, l'unica lettera che è differente, che chi basta dire che è mudata, è praticamente il zocca l'è fatta. È andata una soluzione che è così, come se a un certo punto un polezzo avviene fuori con tre satis, è una mutazione genetica, per cui questo era il ragionamento facile di fare. In realtà che roba qui non esiste e andà una spiegazione estremamente lineare, facile di capire, che dopo vi vedrete. Questo vale anche su altri paraulis come lieto e la etus, che hanno lo stesso tipo di risposte. Chisus, che vengono utilizzate per maschile, per cui il caliente, torniamo a ragionamenti prima, no? Dal latino, chi vengono utilizzate le O per definire praticamente una posizione e via dicendo. Dopo vi paraulis come vidua, che diventa vedova, tal furlan o vin le matrici sved che sono ripetitivi e continuativi, se che il latin non sono, e queste dimostra che le nostre lingue era un sistema estremamente più complesso per queste parole, e il latino invece sono ruders. Surreal dice che bisogna vedere in settim che è stato impartato dentro il latino per capire se era veramente il latino o se era una coincidenza perché le matrici originarie erano le stesse, o addirittura le parole hanno avuto simmiottamento per motivi di carattere della costruzione della lingua, però sono di due lingue differenti, che tal furlan e sono da matrici, ad esempio come il vedran, che noi è presente dal latino, e di conseguenza mostra che queste robe aveva un utilizzo continuativo, queste ved, tale lingue in maniera estremamente diffusa. E dopo c'è un problema anche di carattere di scrittura, che dopo non sono come dal latino, ma sono anche dall'italiano, dall'inglese, da qualsiasi lingua che andava da convenzione, dove che dal latino avevano le V che erano le V vocale, e che sarebbero state le U, e le V consonante che erano le V vere e proprie, per cui ho varesi incertato queste V che significava sia U che V, che però in realtà erano letteris differenti, anche se venivano scritti compagni. Dopo viene da somiglianze con le G che diventa K, come agua e acqua, no? Che il Q, che per dopo alla fin che io le metto come K, però le Q, le K, le C di Chan, no, le C di casa, per capirsi, le K di Kosovo, le Q di qui, e le H di hotel, no? Che schi e sono tutti della stessa famiglia, per cui vengono considerati come K, e io lo scrivo come K perché è comprensibile, mentre le K di cane potrebbe essere le C di ciao, perché hanno lo stesso tipo di scrittura. Questo in definitiva è fatto questo pastros, che non è un pastros, per evitare di creare pastros al ciao. O vin da P che diventa in B, che diventa in V, da T che diventa in D, e questi sono fenomeni che capitano una volta ogni tanto, ma vengono giustificati sempre come mutazioni, e ogni volta che succede una roba del genere, o tu una lingua o tu che altre, il glottologo di turno al D sei una mutazione, le risolve così con facilità. In realtà non è così, perché sono spiegazioni estremamente dettagliate e precise che danno, che chiariscono le situazioni. No dome le confusioni vengono fatte perché due persone di paesi differenti, anche a scrivere in epoche differenti, utilizzano le loro parole che erano sempre compagni se non sono mutati tantissimo dal tempo, però
in due tipi differenze, sa me che una dice una parola, un dice l'altra, e di conseguenza le mode di una parola diventa praticamente nuove quando vengono cambiate le parole. Tanto per capirsi, il buonasera e il buonasera sono buine e buone, sono due parole differenti, però andando una spiegazione storica che dopo casomai su un tempo spieghin, però e alla fine queste differenze sostanziali legate al fatto che sono due rami differenti di sviluppo da lingue che se viene scritto di un scrittore prima e di un scrittore dopo di due paesi differenti, sa me che sia di una mutazione linguistica, ma in realtà sono sempre stati scherzi, tanto per capirsi. Ninguém denanta col Trump qui e vi ho di capire che è succeduto e un direttamente su che slaia da qui, vi saltate che il prima che dopo le spieghi in maniera più semplice. Se è succeduto che i cancers dei romanzi che avevano praticamente voglia di fare in molte maniere che case facessero le belle vite l'avevano rompito l'Italia per tutta l'Europa. Dulà che era già una popolazione estremamente importante e vasta che occupava tutta l'Europa proprio che era la popolazione celtica. Se hanno fatto, io hanno integrato facendo diventare romanzo, ma che chi non hanno attaccato a tabagliare le lingue romane, hanno continuato a tabagliare le lingue, ma diventando romanzo hanno attaccato a trascrivere e trasferire le lingue dall'impero romano, che poteva essere varie lingue dell'impero romano, dentro il latino. E avevano in classe che io istruivo, a differenza di ciò che si pensa, ho fatto un articolo a Vonda Corposa sui classi fa, a differenza di ciò che si pensa, le professioni fatte dai classi erano tantissimi e equiparabili ai lavori normali che si facevano in UE. Ad esempio, un architetto sarebbe stato che volta un sclavo, un scrivano o un che faceva letture, leggeva un libro al suo paron, sarebbe stato un sclavo. Che l'estetista che tosava le ascelle al suo paron era un sclavo. E sono lavori normali, ma a volte erano lavori class. Tutto il sistema di schiavitù fatte per l'uso erudito ha fatto sì che sia in classe sia gli avos colonizzati che arrivavano a Roma e attaccavano a attraversare le loro lingue dentro il latino, latinizzarle. E questo è stato un lavoro che è durato secoli, perché città che proprio dal primo secondo secolo a.C. attaccava a fare quel pastrozzo qui, le hanno sporcato man mano le lingue, dal disin che il latino che è il vero e proprio all'era il latino arcaico. Se è succeduto all'epoca attuale che tutto il trasferimento che deriva dall'impero dentro le lingue latine, a un certo punto si è scontrato con le realtà che erano le lingue originali, per cui che che sono arrivati i termini qui. E siccome mancava un elemento scritto, questo ritorno ha dato l'impressione che fosse di derivazione latina ma non di derivazione dal tabaia normale, e questo ha fatto sì che il latino volgare fosse dato delle lingue tra virgolette stabaiate da int che non coincideva per noi con il latino, ma a un certo punto erano le lingue che era venuto fuori di un pastrozzo fatto dal territorio. Invece è succeduto il contrario, perché l'inquinamento si ha dentro le lingue che vengono scritte, perché è una lingua che non viene scritta e dismente velocemente dai termini che sono foresti. Surreal dice questo. Se io scrivo un termine che è foresta, a un certo punto sta scritta resta, scritta a mano verba volant, arresta, per cui io dal latino che imparta porcherie e vi ho detto qui che il latino arcaico aveva 4700 parole, per cui era un tabagliate normale, perché anche quelle int e conosce e usa normalmente 6.000 parole, non di più. A un certo punto importare in maniera massiva dall'impero un sacco di parole e si ingrume, diventa latino classico e volgare, e al trasferisse questi 35.000 parole direttamente tutti dal vocabolario italiano. Perché
l'erudito del tempo non poteva fare di manco di dire così che dall'impero romano, che hanno fatto, che hanno controllato tutta l'Europa. Erano robe più politiche che altre, una roba fatte più di professori che tabayavano il latino e su che praticamente si sentivano dai super eruditi, no? Come che vuoi al tabai l'inglese, a un certo punto si sente il super figo, no? E all'inglese zedut e al fare un pastrozzo. Ma se che le è capitato che si arrivasse a oltre 130.000 parole che sono latinismos, secondo praticamente le etimologie classiche, che fanno in parte dall'italiano che ha 250.000 parole. Tenete conto che le persone più erudite che vengono che potresti vedere in Italia arriva siano a 45.000 parole sconosciute, per cui 250.000 parole significa che lì dentro andano buttate tutte le porcherie che venivano dal ciaf. E Kist al fa sì che i latinismos in realtà non sono altri che parole di rimbalzo che venivano già dal territorio, sono la di lingue latine e dopo sono tornati in Daur, per cui prima latinizzarsi e dopo rivolgarizzarsi, ritornarsi praticamente alle lingue d'origine. Tenete conto una roba estremamente fondamentale che che le lingue italiane non è altro che un dialetto che è diventato privilegiato. Per cui le lingue italiane è una da 32 lingue che stavano praticamente qui in Italia che a un certo punto è stata accettata come elemento per fare una lingua comune per tutti. Ma non è che è per forza di robis le più fighe, le più intelligenti, le più... andà un sacco di magagni che mettate basta. Anche se dopo duce fasi iodi che è estremamente brillante, estremamente biele, perché che sono innamorati. Uno se è innamorato di una crodia, è sempre innamorato di una crodia, non è che sei innamorato di una roba estremamente biele. Avrà biele sonorità, avrà biele che urin, però alla fin l'italiano non è altro che una lingua creata a tavolin che ha messo dato un sacco di lingue che venivano fuori, buttando dentro a forza tutto il vocabolario latino, e io sfidi a ascoltare un latino per io di se capisse che dice, però tal vocabolario è e di conseguenza non è duce vorresti di capire che è il latino, e in che situazione qui ho visto una situazione identitaria creata a Taulin che è di carattere più politiche politiche d'Ateneos, perché le gare fra cui caltava il miglior latino e politiche vere e proprie, perché si tira da un'identità romana e non si fa in realtà che sia spostata a fare gruppi a tabagliare le loro lingue in maniera autonoma. In avanti con le pagine dopo. Si è succeduto in quel frangente qui. All'inizio con l'associazione culturale equestre Pona, con l'università di Udine sezione di genetica, con l'università di Salisburgo sezione genetica e con le sovrintendenze dei beni culturali ho vinciato i West dal Chaval Noric, dai Chavai che avevano dentro dei musei che non sapevano che era in Chaval Noric, 12 scutuar di scapos, per cui non c'è inteso, Uesus, perché era restata, significa che tal nostri territori proprio non sono restati, eppure erano territori pieni di ciavai, come che vedete da foto, che lì è una foto da Saici, per cui sin al Tor avevano 3.000 ciavai Norix, importate zanguerie perché dopo le popolazioni austriache io ha conservato sempre che il cavallo lì nei nostri territori e ne aveva in tanti insomma alla fin il Tor raccontava 3.000 bestie da lui. E, tornando al discorso dei ciavai, ho fatto le analisi genetiche partendo dal VIF, per cui anche le mie ciavaluti se sono stati, le sto passate il tampon di Isora dall'Avri per ciappare le loro genetiche e queste genetiche è state confrontate con animali cioè qui resta degli animali trattati dai musei, che sono dai musei. E di fare una considerazione estremamente importante quando si parla di storia per chiarire in maniera definitiva le monadi che stanno al ciao di certe ent. E quando praticamente si chatta qualche roba, hai le ponte di una gusele
no? Anzi le ponte di un iceberg per riciclarsi di duzze che l'era da ur. Per cui quel occiatin è veramente un'inezia, perché noi avevi tal 31 avevi 50.000 cavai tal Friuli. Se os basin che medie chi e fasin fente che ogni anno per 2500 anni veni vut 15.000 cavai, ma i cavai erano indispensabili perché non le macchine sue come erano indispensabili i bois come erano indispensabili su un sacco di bestis, avresti avuto manco il 6.000 puieri ogni anno na suz. Passa che facevi infigliare di continuo per mille motivi, perché vendevano le bestie fur, perché serviva per disegnare le bestie in plui, per mille motivi. In 2500 anni, per cui non stiamo parlando dei 50.000 cavalli, vi sbassata a 100.000, un decimo, in 2500 anni avremo avuto 12 milioni e 500.000 cavalli nassus e morti nel nostro territorio. Ma noi sono di questi bestis dove 12 o 14 uesuz restas a testimoniare che dal 400 avanti Cristo in poi queste bestie qui è restate costante nel nostro territorio. E questa è un'anomalia perché se fossi in passato tutti i popoli che sono dichiarati questa storia lasciando un segno e varessero cambiate tipologie dell'animale, no? Pensiamo ai unni che sono arrivati qui e varessero portati i loro cavalli che sono più bassi, come che è succeduto quando è arrivata qui Napoleone che ha lasciato qui un stallone dai SIE che ha fecondato tutti i cavalli, stagioni di Latisane e San Michele a Tagliamento, creando un cavallo estremamente performante per quanto riguardava il trotto. Ma il casco sì, al capite, un caso che fa storie, ma è un caso che dimostra che è stato un inquinamento, ma chi non viene avuto inquinamento e questa è la roba particolarmente interessante. Per cui se un'inga ce l'ha che è succeduta alle popolazioni, anziché tutto sommato non ha avuto inquinamento. Perché vi un 50% di popolazione tra questi territori che hanno un lignaggio, caratteristiche genetiche che è di derivazione celtica, un 30% di derivazione germanica, un voto di sparsente le dividi fra Grecs, Anatolics e Romans, per cui l'Anatolia era una zona che è in Turchia, per capirsi, che andava cambiato il tipo di int, ma alla fine era di tabaiade simili greche o affine, tra virgolette, perché avevano più tabaiade di queste zone, come succedeva un po' anche qui in tutta Italia. Per cui chi vince una quantità di romanzi nei nostri territori che è veramente risicata e è veramente influente per poter modificare una lingua. Sono in zone ladinis, per cui zone che abbiano una lingua simile al furlan, dal Trentino, dal Veneto e in Svizzera, dove è il romanzo, arriviamo al 70-80% di lignaggio celtico. E chi starà di far pensare, perché lo dice che è una popolazione che differentemente dall'Italia e dal centro, dove è un pastros fin fuori misura, il mescolamento da Intal è estremamente alto, a chi il mescolamento è stato manco l'invasivo di ciò che si pensa. E ho potuto inviare di Luance sul discorso dei toponimos, che sono registrati una parte di che di derivazione celtica noi abbiamo registrato tutti perché il lavoro è estremamente più importante, però dimostra che le int hanno usato parole proprie per creare i toponimos, ma i romanzi hanno cambiato il nome e di conseguenza non erano più celtas ma erano un'altra roba. È come che io mi chiami Fausto, a un certo punto o taccai se chiamami Mario, o io diventi Mario per Duce, però in realtà tu sei sempre Fausto. E questo è un problema dal punto di vista storico, perché tu chi sa considerare romane una persona che in realtà non è più, ma anche gli stessi che a considerarsi romane perché si basa sui ripoarsi di carattere mitologico, che la fa Cesare, no? Qualche uno dice, io grande persona che lì, dice, io boccone di Marco Antoni,
no? Marcantonio era veramente grande della popolazione romana. Ma c'è lì il dato di fatto su se che era praticamente la popolazione da queste zone, perché che vin di clarirlo in maniera estremamente nitida. O vin da Paluz, che sono situati qui, tutti in bassa qui, dopo gli odrinta slide dopo, o vin le popolazioni dei Cerniei, o vin le popolazioni dei Norix, dei Taurisci, dei Boi, dei Pannons e dei Istri. I Istri sono diventati celtizzati dal 400 a.C. in poi, per cui andando a messe da una lingue che era venetiche con le lingue celtiche, partendo assieme in maniera estremamente importante al Furlan. Certi paraboli denti tu si capisce che sono venetici e altri si capisce che sono di derivazione celtica furlane. Si hanno fatto che i carni erano in presenza in tutto il Friul, dette dai storici, per cui stavano dall'entroterra in poi. Chi sulle queste avevano i Venez, le queste erano tanto in dentro, arrivavano fino alle Vierne, per cui più o meno per avere un'idea di dove è stata il Cutuardis, e l'Ivis per entrare praticamente in dos, le anni e le postumie, perché il resto le radame paluzze e pantane non si passava di nessuna bande. Tant'è che dopo chi a Portoguaro hanno dovuto creare il puerto appunto per poter trasportare il materiale da Austria via Svignesi e via Mar, perché via Tiara era un pastros cause il crollo dell'impero romano e il conseguente crollo praticamente della manutenzione. Su uno arrivava a passare a Pito a Caval, ma passare qui sarebbe stato un rebus, perché l'invasione dai Longobards, dai Unni, tutte che in lì, tutte che genie lì, arrivava perché erano a Caval, arrivavano a fare Troius dal mese da Olis, dal mese dal Pantan, mentre con un Charles era stato improbabile arrivare. Un esercito arrivava a spostarsi con agilità da zone impervis, non sicuramente dai Charles con dai che poteva messe darsi fra di loro. In questa situazione qui ho vinto un Aquileie che era grande, era pizzule, al di sotto del chilometro quadri, con i muri seduti. Per emplare una città di quel tipo lì, una Trieste aveva una densità di 1085 persone per chilometro quadri, una Genova aveva 1500 persone, le Rome antiche scusate, una Trieste 1085 persone, una Genova aveva 5.000 persone, una Rome antiche poteva avere più o meno 5.000 persone per chilometro quadri. Questo significa che le int che stavano lì dentro i romane era veramente poche, il resto era tutto era in popolazioni che potevano aggredire tra virgolette i romans e di conseguenza esistevano i muri per difendersi dai barbas sull'esterno e questo chilometro quadri corrispondeva a quasi 20.000 chilometri quadri di territorio regionale che si estendeva verso il Veneto, dove che sono le indi tabaiade ladine, per cui tabaiade tra virgolette dai Cerniei. E Kist al fa sì che si chattin in una condizione dove che una piccola realtà romane già vanno tutti gli eserciti da realtà in tanto che la decima legge girava di che bandi sacchia tegni praticamente di voli un po' tutte che in qui io a disarmarsi restavo in me contadini, per cui facile di spaurire un po' che non è facile di utilizzare dal punto di vista commerciale, per cui creare le vie dell'Ambra e creare duci a farsi conquiste in non è stato difficile. Gli avamposti erano a vonde distanza un di che l'altri, uno a Aquileia, dopo si lava in Pannonia, dopo si lava in Austria, per cui era in tanta distanza un di che l'altri e le quantità di int che viveva sui territori erano dividute, per cui divide l'impero e lave bene ai romans e di conseguenza era gestibile.
Contemporaneamente però avevano una tabaiade che era di Norix, che era in Celta, di Taurisci, che era in Celta, di Boi, che era in Celta, di Pannons, che era in Celta, di Istris, che era in Celta, di Carni, che era in Celta, e Venez, che era in Venez. In che condizione a chi ho avuto un travas di int dal 200 a.C. al 1000 d.C. dai Pannons, perché sono stati sbruntati anche da popolazione slavis. Ho avuto Norix, Taurisci e Boi che sono entrati dentro il Friuli prima con le popolazioni romane che utilizzava per fare scambi commerciali, e dopo con il fatto che hanno smontato le popolazioni germaniche a nord, e le situazioni che ho vissuto aerei più manco che chi dal punto di vista da Paluz, io adesso arrivi a spostare le muse da Paluz, per cui che chi era una divisione verso il Veneto, chi aveva insediamenti un po' in zir sparnizzati un po' pardot, però che zona chi era veramente un casino a cedi, già avanti Lignan che si è formato dopo, era presente in epoca romana e grado, ma Lignan si è formato dal 1500 in poi, perché sono savalons che sono venuti con il tilimento. In denante vi dico che le popolazioni germaniche sbrunte che dividi tutti che lacis qui di int che tabale stesse lingue. Subito dopo arrivano i Slavs e sbrunting le popolazioni slovene dentro le slave di nome, ma celtiche di fatto dentro il Friuli, e si attinga in grumma int che tabae più manco le stesse neste tabaiade, e di conseguenza il grund int che arriva qui in Friuli è un mix proprio di queste pressioni fatte da popolazione germanica, popolazione slavis e dall'isolamento che aveva inviato il Veneto. Le zone di distribuzione celtiche dichiarate da storia era più manco che chi, però da popolazioni che erano celtiche fino ad arrivare praticamente in mezza Italia, per cui ad esempio i Celti Senoni che stavano praticamente più o meno qua, i Celti Boi che stavano nella zona di Bologna, e avevano tutta una situazione di int che tabaiava in una lingua celtiche finché sotto, con zone venetiche che era praticamente chi che si è mescolate dopo tal tempo con le popolazioni celtiche, lo podin proprio dal punto di vista delle genetiche, e li peraulis che dal Furlan e si chatin in Europa sono due che sono gli stelis, per cui ho vinto zone da Bulgaria ad esempio che si dice opa per tirare su un frutto, ho vinto zone da Romania si dice sopra partire su un frutto in braccia, Bulgaria vinc le zone di Serdi che sarebbe l'attuale Sofia, dove che praticamente è disimperabile proprio come Serdica, che sarebbe signore di qua, Serlu vinc dal Furlan dalla parola miser, e lo podin riscontrare fino in Inghilterra, per cui ho vinto praticamente dal Regno Unito queste parole che è trasversale per tutte quante l'Europa. Ho vinto parole come Ort dal tedesco attuale, che è un messedon fra le lingue celtiche e germaniche, e che è germanicis, le lingue celticis e che è germanicis, per cui non era una lingua celtica, erano tanti varianti, come erano tanti varianti della lingua germanicis, e le parole ort diventa orto dal italiano, diventa ort dal catalano, e le ciatine un po' che in giro per tutta Europa. Ho vinto parole come suri o surie per Furlan, per cui le pantianute con le pantianute. Ho vinto parole come fione, che lo ciatine in Nord Europa, che non sono utilizzate normalmente. Ho vinto parole come freight, taulada, Chisota che c'attin in Catalonia, e ho c'attin talenghis spagnolis, per cui dal castigliano oltre che il catalano, e lo c'attin anche dall'occitan praticamente presenza di parole che sono
come che furlanis, ma sono differenti dal latino arcaico. Ma può arrivare fin dal Regno Unito, fin al nord, dove che è le carno nacae, per cui noi avendo le carni non le vendo meglio no, ma le hanno anche no, loro, dove che ben fur praticamente che queste realtà dal punto di vista dal territorio e i compagni da nestre e a creare le stesse condizioni utilizzando le stesse parole in maniera estremamente clara e facile di capire per noi. In Friuli ho visto degli esempi estremamente interessanti che ci mostrano un proto-slav che potrebbe essere definito tranquillamente il proto-russo che è presente dal VI secolo d.C. in Varresie e le Varresie è circondata dai Furlans. Di conseguenza, tutte certe bain non è che Furlan in Zinzir, ma che chi non danno perduto le loro lingue. Chi si dimostra che l'isolamento linguistico è possibile farlo anche in un territorio che è tutto sommato che può essere tutto in comunicazione facilmente con una zona con che altre. Però in Friuli abbiamo le dimostrazioni chiare che fra paese e paese cambiano certi termini, mostrando che l'isolamento che era una volta era estremamente più alto di quel che può riscontrare come. Maran all'era dall'epoca dei Romans presenza, perché sapevano che sulle queste venivano da popolazioni di Venezia e dopo è stata integrata la Repubblica di Venezia e di conseguenza la Ciapale Valenza che ho conosciuto dopo, però in linea di massime fa parte sempre praticamente di una fetta del territorio che è ferma lì di una vita. Queste robe succedono in giro per tutta l'Italia, perché come in comunità greche in Sicilia, li svin in Calabria, li svin in Puglia, o vin da comunità che trabalhano in ebraico a Roma, che sono lì di una vita, sono lì di 2000 anni, eppure continuano praticamente a perpetuare le loro culture senza avere una perdita linguistica. Ma di troppo tabaino in Furlan o una lingua che si può dire proto-friulane dentro in Friuli. I romanzi sono arrivati a Chita al 181 a.C., però proprio da qui lei avevano veduto che un po' di secoli prima era passato per lì i Taurisci, per cui una popolazione celtica locale. E hanno inciampato una città che era già fatta, per cui un paese che era già fatto, si sono insediati e quando sono arrivati però si hanno detto lei parlare. Però dal 90 a.C., per cui sono passati 91 anni e sappiamo che noi in Italia siamo in presenza ormai dai 150 anni fino ai 200 anni, più o meno, se non mi sbaglio, trovo dei dati perché le strade così a ciaf. Ho avuto a fare con gli italiani, però noi l'italiano ho imparato a tabagliarlo dopo che è venuto fuori le scuole, i nonnos arrivavano infine alle quinte elementari, i genitori magari hanno fatto le terze medie dopo e l'uso dell'italiano è arrivato estremamente in ritardo. Però questa è la dimostrazione che sebbene l'italiano la rappresenta a scuole, sta radio, sta televisione, di ogni banda, prima di ricevere scazzare Furlan è mettuto e sta mettendo un sacco di tempo, non è così istantaneo. In 91 anni, a quel tempo, non era possibile scansellare la lingua celtica. Tant'è che dal 90 a.C. a un certo punto e perdono praticamente le voci di sta bassilà con in che tabelle solenghe, dicono che fanno passare le città di colonia a municipium, per cui dà un'importanza maggiore alle fasi di entrata all'impero romano, con le piene cittadinanze, il diritto romano, anche del riconoscimento dell'autonomia locale, per cui già l'autonomia locale aveva in che volte, non è che domani che voi non sapete fare valere, ma già di che volte aveva l'autonomia locale, il riconoscimento con propri LES, per cui potevi farsi a farsi nestri a 360 gradi, e le salvaguardie delle lingue e culture. Salvaguardie delle lingue e culture. Di conseguenza, potevi tranquillamente lavorare la lingua locale nestre. E lo potevi inviare proprietà da come che si sono sviluppati al tempo i termini che riguardano Aquileia.
Questa è una roba estremamente interessante che andrà a far sì che per non fare perdere un'identità a un certo punto i romanzi dicono che chi faceva parte da tribù da veline praticamente erano velinis tanto per capirsi per romanzi si divertivano probabilmente con noi altri no scherzi la tribù delle veline comunque dava un'identità a Noatris e di conseguenza si riconosceva in queste realtà. Io adesso arrivo a far girare qui le pagine, tac. Se disin la tinta baiavino fino al 90, disin che fino a 70 volte, per cui dopo, anzi perché anche se prima di Cristo i numeri vanno al contrario, il conto lo rovescia quasi per far parte di shuttle, e tante volte avanti Cristo tabbaiavano in latino arcaico che è l'unico col quale abbiamo avuto a che fare fino ai tempi recenti per cui a un certo punto il volgare e il classico chi non hanno avuto a che fare se no dentro l'inglese per una tabbaiata esclusivamente interne d'inglese, è un po' come l'inglese, non è che si va per strada e si tabaglia inglese, anche se bisogna tabagliare all'estero un inglese un po' clusà e al tabagliare all'estero l'inglese. Chi compagna e di conseguenza non è che l'inglese fa parte del lessico comune da int. Io quando vi fur non disse a me ascolta, non bevi un tè, non disse a fare un meeting per bevi un drink, non disse una roba del genere. Non bevi un tè o non bevi un tè, no? Per cui non è che faccio un messedon da lenghis. E il grosso della popolazione ladina, tanesti bani, è particolarmente analfabeta. A Roma e conoscevano erano eruditi, ma chi non erano gli stessi tipi di principi che alla rappresenta Roma. Si hanno fatti i ladini in linea di massima. Hanno attaccata da zone romani, si hanno attaccata a disi che parole lì che sa me disin alle nestre hai di derivazione latina per cui il pes latino poteva essere al peda lituan ma i lituani non sono arrivati romanzi allora che chi non è una parola di derivazione latina a sarebbe stata essere in rivasti romanzi e con queste logiche di da praticamente per scontate se che sa me latin alle latin facevano un pastros però chi tutti i lingue indoeuropei si mostrano che è una similitudine grazie alle lettere P che è presente praticamente in tutte le lingue sacche e addirittura si va fuori dalle lingue indoeuropei dal singalese dal Canada che è una lingua dravica meridionale in India da zone che non tabain una lingua indoeuropea i Filippini dopo se le metti dentro il piede Esperanto ma l'Esperanto è una lingua che è stata costruita a Taolin per cui è artificiale però vi ho detto che a un certo punto le PI come piede dall'italiano le PI che ho chatin anche tal creolo haitian perché le creolo ho chatin tal furlan chatin tal spagnolo ho chatin tal rumeno erano tutte zone di tabbaiade celtiche per cui se che si fa si crea una gran confusione perché si tratta di lingue che sono obiettivamente di derivazione da stesso stock e sono simili di partenza di conseguenza sono zaghi si samen perché sono parenti non è che tu puoi dire tu sei di stume mari quando il latino era una lingua che era già niente di sé che era praticamente le lingue celtiche perché le sorde lingue celtiche sarebbe stato il proto-latin che aveva creato il latino no il latino perché il latino era già una lingua più evoluta per cui si va a fare un confronto con le agne facendo passare dopo che i fioi d'agne e sono praticamente i fioi dal latino in realtà sono i fioi d'agne non dal latino che dopo le agne vedi insegnare qualche trucco va bene però sono due robe completamente differenti
Arriviamo a chi che longa chi che all'era un attenta, all'era un siciliano, all'era un che si divertiva a scrivere cialando le robis, è stato forse l'unico che non si è dato un'informazione estremamente clara e importante di queste pastros che stava facendo. E a scrivere dai Celti ta conversazione, per cui stanta baiante, non è che stanno dicendo parole, sicuramente lì stanta baiante, le parole, per cui dentro questa conversazione, le parole dai giai, è breve, curte, enigmatiche, tu hai di capire tu, e procede per allusioni o sottintesi, per cui sempre tu hai di capire tu. Spesso iperbolici quando si tratta di esaltare se stesso, sminui che altri, che roba qui è estremamente curiosa, perché nos mostra che andando a fare una fadura in mane per tabaiati, perché hanno veramente di capissimi, insomma, erano capissimi, ecco. È come qua anche tu hai una delle femmine che dice ciò che il ciò sul livio che robulla, ha tu veduto che la farca le disora dal ciò sul che le platà da ur dal robul e un si challengera dice cazzo è stato dicendo, ecco, una roba del genere, e dopo capiresti il per sé che entri in tal merito. Andavano un tono minaccioso, altezzoso, tragico e nonostante ciò spirito penetrante non privo di attitudine e pazienza, per cui dice non sono stupidi e sono sgaios, però con le lenghe andano qualche roba che non torna, anche perché io, Diodoro sicuro, andai praticamente una lingua che andava 5 lettere medis per parole, per cui è già curte, il furlan è andava 4, che di Diodoro sicuro è già più lungo dal furlan, e già questo non avrei di pensare su che roba qui è, perché è già estremamente importante, e si intavaiano di un latin che è arcaico, quando è nasciuto Diodoro Siculo, e che all'impare qualche roba dal classic, per cui si sta in pratica sul classic, per cui sta attaccando a misturare le lingue da quel tempo lì. Però ci rendiamo conto che per capire che aveva una tabaiata più corta, che chi aveva una tabaiata veramente corta, una o 3 lettere, per dire, per metterlo così evidente, aveva di essere proprio una roba evidente. Per avere la necessità di scrivere che chi aveva una parola corta sapeva di essere una roba evidente. E per capire come erano le parole corte, io ho detto queste sciurute simpatiche che è una femmina da Namibia che fa parte da culture Khoisan, e le culture Khoisan andavano una lingua che è vecchia e estremamente corte. A me non mi interessa se che dici, mi interessa se maniere che lo dici, che è una roba estremamente più interessante, e vi darei che a un certo punto che chi andava una tabaiade che potrebbe essere simile a che aveva le popolazioni celtiche di dal tempo, di altre parole, per cui un'altra lingua sicuramente, però le idee di come che si inceppavano era che chi. Te nặng te kia cũng khone cũng te ka ngore nga he o e tama te ku u se e gu ga o e kwa chama sa o e gasi he e gea he gu ngo sha ka gu ha ngo ka mi. Ecco, le robe curiose che è succedute con che si rotte qui è veduto che Tabà è estremamente corta, però se io zir di fatta Tabà in Africans o una lingua più lunga a che in qui, a un certo punto succedono robe estremamente simpatiche e che potete ascoltare di Bessoi. Allora, l'operatore, che interpella queste popolazioni, dice di pronunciare le parole lunghe e che chi pronunci le parole così. Nani? Hapa wewe jina? Nani? Asante. Asante. Bado tunaendelea, tunataka kujua majina ya hawa. Ngoja kwanza. Okay, ndo jina lako? Oh yeah. Dudukwe. Dudukwe. Nani? Dudukwe. Io. Come che avessi detto, è succeduta una roba particolare, che chi non arrivi
assolutamente a pronunciare una frase lunga e dan frasi estremamente corte e di conseguenza si inzopedin con le lingue e chi si inzopedassi al fa sì che e tartain quando si di tabaiare un'altra lingua e tartain quando si di tabaiare una lingua più lunga. E le robe curiose è che le popolazioni greche, quando si travagliava dalle popolazioni che avevano queste particolarità, dava loro dai barbars, e barbaros significa appunto balbuziente. Per cui ovin Diodoro Siculo che non dice che chi andano parole curti, se ovin i greci che non dicono che chi sono balbuzienti, per cui ovin identificate in maniera che erano le parole curte. E queste robe è estremamente importante per sé che ho capito che chi sta in con parole così corte aveva bisogno come i boscimanos dal gest. Il gest che è estremamente importante per chi sta in perché vanno a descrivere ogni parte del discorso. Con l'arco alle spare, al cor. Io ho detto che simula tutte le duzze che sta facendo, per cui le comunicazioni è gestuale. Che chi al dis al dis trocca le grandi. Cacale mult, come che io des assieme fa Grant a varie dite, per cui lui indica con le mani ma anche il verbale io des che una lingua così arcaica utilizza il termine mi, come che utilizzano in tanti bandi del mondo anche altri termini che riconosciamo tranquillamente, come la parola mamma che è presente in svedese, italiano, cinese, semplificata e tradizionale, russo, maori, zulu, ucraino, ungherese, swahili, sloven, serbo, kazako, tedesco e in furlanga le mame, nance mamma. E questa è estremamente curiosa perché non ci permette di capire che anche mo ho avuto il tempo di formare un termine che è disegno normale, che si sia formato in tutte le altre maniere così, ma non è solo formato in maniera isolata. E queste robe è estremamente interessante. Se ho fatto io per 3 design, sono dai mitudonge un Excel enorme, vince 4 lingue, per cui il furlan, italiano, il latino, il valtellinese, il celtico trasalpin, il celtico cisalpin, i ruders dal celtic, trasalpin e cisalpin, perché non era una lingua scrivibile, di conseguenza non sono parole che sono restate di questa storia. Il bretone, il caledone, l'irlandese, il galiziano, il cornic, il longobardo, il veneto, l'ebraico, il greco, il sanscrito, il spagnolo e via dicendo. Vince 4. L'ultima colonna era che aveva praticamente dentro le etimologie fatte dai studiosi, di conseguenza io plan una delle volte vince 6.300 parole dal furlano dai mappaggi avanti che erano palesemente latini o palesemente importati e mi sono accettato che il sistema su 560.000 parole con dai mappate e tu si può mappare facilmente perché se uno avviarsi in internet disegna i vari vocabolari, una pagina da altre, basta che ripartedi col copia e incolla il termine e a un certo punto i ven fur sul vocabolario di là che salta fur e le lacune che sono venuti fur erano enormi e anche tracciando le matrici so par da paraulis o disegno par dai verbos eccetera eccetera, le lacune erano enormi, significa che non era questa grande corrispondenza e erano parole che potrebbero essere che si sameavano ma dal punto di vista oggettivo saltavano in fur come befane e epifanie, sono due rumori che un al si inventa che si samei ma di fatto non si samei. Niente. A un certo punto io ho tacchi a pensare durante un lavoro che stavi scrivendo per la drammaturgia sua per il premio Candoni che le parole avevano di essere dividute
e ottacchi a farlo con le primi paraulis c'apan proprio se che scriveva il vescovo Severo ad Aquileia su Aquileia dal IV secolo d.C. mi acquars che Aquilegia non è altro che Aquilegia, a chi era già. Aquilea era un termine che non mi tornava, però lo avevo scritto anche in greco e allora ho provato a scomporre lo di sé che succedeva. Anin, ascolti. Ora proviamo a scrivere la parola Aquilea come la scrivevano i greci e teniamo conto che il vescovo Severo, quando scrisse il Papa nel IV secolo d.C., scrisse Aquilegia. Estremamente importante questo suono, Aquilegia. Aquileia era scritto in greco in questa maniera e il suo suono era più precisamente questo. Aquilia, Bene, ora rallentiamolo. Aquilia, In questo momento noi possiamo fare una divisione delle parole come fossero realmente, diciamo, dette in certico, vediamo cosa succede. Achi, Aki. Cancelliamo questo, riportiamo la seconda parte della parola, togliamo la A finale, Eli, Aki lì, e mettiamo la A finale, vediamo cosa succede. Questa non dovrebbe essere scritta così, ma facciamo finta che sia scritta così. Alfa, Ora, vediamo cosa succede se riportiamo tutta la stessa parola, però divisa in tre parti, e vediamo cosa succede. Achille Alfa, Achille Alfa, Ora, prendete uno di Aquileia che vi dice a chi le hai fatto e capite praticamente che dice qui l'ho fatto. Allora, in questa situazione vi capite che vedi scritto con le lettere alfa le A o che vedi scritto con le lettere alfa le alfa, il gioco cambia poco, per cui uno dice o vedi la via di chi che i casons a chi usin no non sono questris e che l'altro risponde a chi le hai, a chi li ha, a chi li ha, gli hai chi, che è comprensibile anche per qualsiasi furlan e è anche più comprensibile se fosse stata a chi le hai fatto. E di conseguenza ho capito che queste frasi diventa estremamente curiosa perché spiega realmente se che una popolazione semplice di pastori che si di le proprie robe a un certo punto sta che assiglia che le ha fatte lì, che le robe loro e che chi lo manda in via e dice no. Allora Ciappin e scrivi a chi le ha. Aquilegia diventa praticamente il simbolo, la traduzione miste fra se che era praticamente il fatto che stava già lì, era già costruito e se che era, e Aquileia non è altro che un tentativo di tradurre male fra il Celtic e il Latino. Perché le parole qui e chi per i Celsi e i Latini si capiva che praticamente doveva dire le stesse robe. Aquile, no? Per cui Achille sarebbe stata corretta per la popolazione celtica, Iai, che sarebbe praticamente che potresti dire noatris, Achille hai, potrebbe essere tranquillamente secco di noatris, però chi non messe don di trollolenghe, se di conseguenza se che le viene fuori, è Aquileia. E il ragionamento che al nas di che robe chi si parte in denant anche con
altri problemi, per cui cominciamo a capire che latino e greco e corresin i stranieri che abbiano una lingua estremamente corta, creando per loro nuove convenzioni, per cui creano parole che prima non esistevano. E poi invio di maniera sistematica questo. Strabone, che all'era del 63 a.C. al 20 d.C., al dice che i cerniei erano praticamente in tutte le zone che arrivava fino a Tergeste, per cui tutto quanto il Friuli. E io clame oi carnoi. Anche lui fa un pastros, perché va a zontare una lingua, duci docenze le in così, perché praticamente traducono una roba che è parole greche, ma in realtà è una parole celtiche che vengono a descrivere se che è, cioè una frase celtica che descrive se che aveva. E questa frase è oi car noi. Oi parli, i chars novan. E il stesso concetto si riporta anche sulle parole char, nie, senza char, o char, car, nia, o char, nie, che nie significa voi tessi, e di conseguenza è una zona senza chars. L'uvidinta stradis, che è una zona che non dà stradis, che dicono che tutte le zone qui che Cerniele non dà stradis, ma tutto il Friuli che volta era una zona piena di olis, dove che la parte meridionale, come viene veduto, era in Paluz, e di conseguenza gli stradis erano 1, 2 e 1, 3 che la del succà e vonda fino da lì. Per cui non era la possibilità di girare qui chars. In Carinzie, car in, per cui sie e sono dentro i chars, dentro ta che zone lì. E questo al fa capire che lì è una zona trafficabile, mentre di qua anche non è. Significa che era, tra virgolette, dal punto di vista stradale, più arretrate di sé che era al di là dei montagni, al di là da Alpis, anzi perché di là da Alpis erano le zone di origine della popolazione celtica, per cui che chi era una zona di sviluppo, a sud dal 200 a.C. in poi, che anche non si era adeguate a costruzioni di carattere di viabilità. Ecco. L'esperimento che ho fatto è un esperimento curioso, perché a un certo punto io, vedete tanti magari così, mi si domandare, ma se che chi aveva una lingua corta, è possibile che ogni lettera vedi un significato e dentro il tuo vocabolario, siccome io andai tanti parole scandando da lettere in comune, ad esempio tutte le parole scandando dentro la lettera O, qual è le robe che andano in comune fra di loro, oltre il fatto che andano le lettere O, ha un significato? Che significato? Lei è insieme a tutte le parole qui? Beh, allora per di capire come che potevi fare che robe qui, io e ciappare le parole e in flanco in scritte secche le caratteristiche di queste parole, per cui le tavole, immaginare le parole tavole che andavano le superfici, andavano un perimetro, andavano dei pis, servisse per mettere disore da robe, e avevano drette, avevano in plan per non far correre le robe vie, per cui andavano tutte le caratteristiche. Facendo così per tutti se vince 6.300 di parole. Il risultato è che quando andai selezionate tutte le parole con le parole T, che avevi dentro le tavole, a un certo punto mi venivano fuori le parole superficie. E andai attaccata a fare questo lavoro con tutte le parole scuviarzenti queste rose. Che queste rose mi ha fatto capire dal tempo che quasi tutte le parole derivano da un gesto, cioè se io ad esempio faccio le lettere T o tocci il palato indicante una superficie, come che faccio col det così, no? Come che faccio col det così? T. E con le lingue fa scompaio, perché faccio così, T. E le stesse robe. Le C è lo stesso lavoro che si fa quando si spuda qualche roba, quando si ha raffreddore. Le C, no? C. È una roba, come che si vede una roba dentro in bocce. Le D per dire bisogna la donge con le lingue dal palato, e le stesse robe che si può dire quando si dice think of that, the io ho detto che invece di essere un po' più da ora un po' più da nan, ma è sempre donge, per cui è un gesto. E
ogni parola che non ha si disinga da un range di rumors che rientra in quel gesto, che questo range di rumors non fa capire che il gesto è fatto un po' più in maniera ampia, un po' in maniera più ridotta, alle disegni modulate in modo di dare l'idea di una comunicazione che hanno un certo tipo di espressione. Per cui ho vinto due atteggiamenti che sono le A, le E, il fatto fa una roba, no? A è una roba che si va a sfiare fuori, e le E è più via se stessa. Dopo vinto da simulazioni ambientali, tipo le F che significa air, o le U che significa cialto, o le V che fa le stesse vibrazioni da urine che ho emettin, per cui le liquid, aghe, mi tutta qui, ma in realtà è liquid, perché va bene anche per il sangue, ad esempio le Venice, no? Andano praticamente liquid dentro, no? Andano il sangue, per cui è una questione di liquid. Dal momento che ondai creato queste matrici, queste diventano praticamente le spine dorsali da lenghe che tabain. E da lenghe che si tabain in giro per tutto il mondo, di conseguenza sega succede che quando sostituisci dentro una parole tutte le lettere qui, a un certo punto le parole si spiegano di sole, come se all'inizio fosse stata una frase. E tan probabilmente questa è la realtà. Una frase che bisogna conoscere, grazie a voluto che sono tal mezzo, perché chi è il zero, ma di framezze sono sostituite da variazioni, ad esempio per quanto riguarda i verbos ve, il la, il vigni, il verbo ure, eccetera, eccetera, sono verbos che nascono da esigenze primarie dovute al fatto che l'onga diventa sostanziale. Per cui vinta bisogna dal cialdo, vin bisogna da aghe, che bisogno, tra virgolette, si diventa in verbo gnos, e di conseguenza vanno a creare di una frase per vele aghe, per tale aghe, per vel cialta e non vel cialta, e vanno a creare da gnos verbos che saranno il verbo ve, il verbo re, il verbo va, che sarebbe l'andare e via dicendo, che taltalian anche in modi più si vanno a specializzare perché plan plan le lingue tacca zontarsi sempre di più per poter creare le declinazioni, per poter creare tutta una serie di spiegazioni che sono sempre più mirati e più chirurgici rispetto praticamente al termine originale. Le prime lingue avevano messo in verbos, per cui estremamente pos, 3 avverbios, 10 sostantivs, 5 aggettivs e un pronome. In questa situazione si ottiene una lingua che è veramente ridotta al WES. Le prime lingue avevano 21 parole gestuali, per cui erano praticamente dei rumors. Erano praticamente dei rumors che arrivi a centrare un quid di più, erano praticamente dei rumors che indicavano qualche roba. Era praticabile solo in concetti concreti, per cui tu avevi di veri robe dell'andai voi, erano robe che avevi riscontrato al momento, non tu potevi dire il futuro, passato, perché non esisteva, e era l'uso del gestuale estremamente marcato. Il Paleolitico si tacchi a zontà i due fonemi alle volte, per cui si tacca a creare una grammatica antiche che la popolazione celtica è restata in daurta per tanto tempo fino in epoca moderne, fino in epoca romana, andare le prime difficoltà a trasferire informazioni a scure, a distanze, per cui si rindicata da soluzione e scominciano a fare disegni dal muro, per cui le prime opere rupestri per spiegarsi quanto non danno le robe dell'andai voi, per cui in qualche maniera è di rappresentare o farsi il disegno dalle lavagne in modo che si capisca meglio, per cui disegno che le prime opere rupestri sono i primi disegni dalle lavagne per farsi capire. Dal Neolitico tacchi a cambiare la situazione, le prime parole sono le ASDI al cambio di stile di vita, perché tacchi a fermarsi.
e mangi dei termini per l'attività stanziale, perché proprio di chi si sta che avere necessità di partire da urle aghe, di velcialte in casa, di avere tutta una serie di attenzioni che non avevano, il primo, tra virgolette, atteggiamento verso il benessere da vita, e si comincia a creare dei non news, specialmente in ta culture dove che l'esigenza di identificare determinate robe era più importante che noi in altri. Qui metà viene fuori questo tipo di discorso, per cui si zonta in altri termini, e con le scritture a un certo punto viene rivoluzionata totalmente il tutto, perché le scritture esigevano proprio da convenzione, perché se io ondai che robe qui, che è lunga, strette e di una banda praticamente fa un segno, oscuni per forza di robe dai un termine che produce se di compagni, perché se lo scrive la descrizione può essersi capita in qualsiasi maniera di qualsiasi persona, non sarà chiara e non sarà logica, per cui il momento che ascolta che aveva la necessità di scrivere o che lo scrive, la scrittura mi parte a creare convenzioni. Queste convenzioni fa sì che quando un popolo attacca le convenzioni all'uso dei termini che non sono riconoscibili di che altri, perché mangia le robe di contestualizzare, e le lingue non essere più comprensibili, intercomprensibili, salvo per qualche parole che coincide praticamente facilmente il ragionamento l'una con che l'altra. E in questa situazione, con una lingua estremamente corta, si può arrivare a creare nuove convenzioni che sono simili a una lingua che insegna, però contemporaneamente mantenere l'originalità della propria praticamente cultura, ed è ciò che le succede, per cui le lingue furlane e deriva da lingue celtiche andò utilizzate che latine che aveva già improntato un discorso di convenzionalità con le parole e andò simiotate certi logici, ma non le parole andavano usate sì e di conseguenza i termini sono differenti perché e sono differenti anche i concetti e sono differenti anche tanti altri robi, per cui ovviamente le costituzioni di una grammatica moderna con le scritture e ovviamente le creazioni di verbos, timbs, declinazioni e tutte le regole grammaticali che definiscono praticamente una lingua. In denante, spostinsi di qua, e a chi avviò di se che succede l'anta traduci che sono i fondamenti della trascrizione che è stata fatta di Cateo o da Erodoto o da Aristotele a Plutarco, e si rende conto che ad esempio che il Toi al Venfur qui perimetro superficie grande assieme essere, per cui al dice che praticamente chi perimetro superficie grande assieme essere è una roba grande, ha fatto un gran territorio, le popolazioni celtiche praticamente si identificava con un territorio estremamente esteso. Che il Tai qui fare superficie grande assieme essere, stesso tipo di concetto, per cui vi dico che anche cambiando le lettere le spiegazioni che vengono fuori ai compagni. Galatai, trascritto dai Grecs dal III secolo a.C., qui fare superficie grande assieme fare. Sta dicendo le stesse identiche robe che praticamente usano parole differenti. Per cui le robe che è estremamente curiose è che chi diceva sempre lo stesso concetto, ma alle fine magari con parole che risultavano differenti, i greci se l'avevano a corregge unendo le parole e il pastrozzo che veniva fuori era un pastrozzo di che genere qui, per cui che il Toi e Galatai e venivano fuori sempre dallo stesso tipo di logiche. E una roba che viene fuori da ricerche che sono state fatte è che identifica in maniera continuativa dentro i toponimos una rimarcazione dei termini celtici che vengono ripetuti in maniera continuativa. E poi di che dentro le parole dentro i toponimos sono proprio le frasi che si ripetono in maniera ripetitive e indichino particolari del territorio, per cui ovin ci, ovin lar, ovin ling, ovin an, ovin le, ru, ur, vign, ce, se, le, ri, et, or, en, ar, an, on
e che qui sono una parte che sono stati accettati, per cui il lavoro che le da urdi che roba qui è estremamente rigoroso. Questo lo può accettare anche in una normale trascrizione, ad esempio fatta sui comuni di Cormon, sui patrocini delle province di Gorizia, bla 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 bla, dentro le plendi che robe qui. Per cui anche tanestre linguistiche che robe qui praticamente fanno test di continuo. Come in acciappare praticamente parole come le parole char, sia quarzin che praticamente dice plante fa, alle fatte, alle plantate, robe chi, e una robe plantate chi, per cui è un assemblato e si rende conto che proprio tiene una descrizione, per cui per creare che robe chi bisogna assemblare, bisogna fare plantare praticamente di robe schi. Le robe chi, è una roba plantate, è una roba fissate, è una roba assemblare. La parola carne che ha sempre dato l'idea che queste carni praticamente vesvud di severa se fa culitombis e è proprio un errore macaronico perché le parole esistevano comunque, stava indicando weight, plante fa, assieme, per cui plantata assieme al weight e che era il significato da tombe. Non era nulla se fa con le parole carnia, perché erano due parole praticamente che indicavano col det altri robis, di conseguenza non erano praticamente affini. C'è ad esempio parole come l'aris, ri è una parola che viene fuori sicuramente dal neolitico, perché si arava il terreno per cui plantare qui e si crea le prime rie, ris, noi una rie sono tanti, riga, fare avere ri, sares, per cui si dà praticamente, si crea il fatto che esiste una rie, e che avviene un la che significa grant fa grant ris, per cui fa tanti ris, fa grande quantità di ris, per cui ci attengono une piante che hanno queste caratteristiche ben descritte. Questo va su tutte le piante, su tutti i nomi da piante, questo va anche per gli animali che come vedremo. Il pic assieme chi ponte, lo c'attenga anche con lo stesso tipo di logica in inglese, con parole leggermente differenti, però lo stesso tipo di logiche, per cui assieme chi ponte, per cui alle che calpiche picon vi ho detto che praticamente ha le parole on, che significa disore come in inglese, basta che identifica un perimetro weight, che chi ha un perimetro weight alle on, se non è più on, non ha più il perimetro weight, automaticamente non è disore, per cui le parole disore in inglese vengono occultate dentro da Furlan in maniere massive in tantissimi parole, che come provare in aviodi, per cui disore, pic, alle chi disore, se non è disore il pic ma è il sap, significa sap no fa ponte, alle senza ponte, on, sapon, alle praticamente senza ponte, non fa le ponte. Che robe chi le chatting anche in Regno Unito, in tutti i Regno Unito, in tutti i paesi praticamente in tutta Europa, e tachin avvio di che i disegni toponipo sanno tutti questi on, car, no, na, ca, ma, va, eccetera eccetera, sono dei parole che vengono fuori proprio di quel tipo di matrice lì, e sono ripetitivi se continuativi, come tal Furlan che avesse veduto tutti che vegnete, se sono anche da che altri paesi. Anche qui me disordine da superficie, mont, superficie, on, disora, me. Che qui lo c'atting anche dal latin, perché le matrici che hanno componuto il latin erano in compagni di che hanno componuto le lingue celtiche, per cui stesso tipo di struttura, però obiettivamente potevi venire fuori da parole che l'avevano ben perduto. E l'avevano ben perduto, e Kist on poteva diventare un mountain bike, un che lo c'atting praticamente dopo che lo vediamo come.
Ont, per dire unto, eccolo, che ven fur, per cui munt, io direi che praticamente non utilizzo un altro termine, per dire mountain bike, ad esempio, questa ont è disordine da superficie e lei sa che fa l'ont per suo conto. Ma donne, io dico, e essi disore, donge, donge e disore, le mari. Le mari intendute con le neste femmine, le mari dai nesti sfioi, per cui aie donge disore da mari dai nesti sfioi, aie le madonne. Io dico che qui è una frase totalmente descrittiva che spiega perfettamente bene se che fa. Si rende conto, ma alle fasi di capire perché alle me fare che lo voglio dire fra poco. Unto, che è il termine di prima, che io ne frezze fu strade, e alla stesso concetto di ont, per cui mountain bike e mountain bike, mount, montagne, e munt, che è mountain, che è in inglese, che una che è noi altri che caldo vuoto uguale freddo. Quando il freddo alle disore, freddo disore da superficie al va indica che sta disore da superficie, in quel caso che il zandang c'è il perimetro, per cui montagne e montagne hanno praticamente lo stesso tipo di valenze perché c'hanno due concetti che comunque stanno disore via. Ningen denant. In bulk viene utilizzata dal gaelic alle feste da fertilità, e indica la fertilità. Io dico che compare le parole boll, che noi le conosciamo come bolle, assieme bolle me chi, per cui io sono assieme alle bolle, io sono dentro le panze, che chi indica le fertilità. Ball bene grande, ben grande perimetro, per cui è un qualche roba che andava un bel perimetro biel, e lo identificava in così in maniera vonda semplice e banale. Per cui vi dico che anche le lingue gaeliche a un certo punto andà da matrici che fanno parte e si legano sempre alle lingue nostrane, perché noi sono le bolle, essi bolle, oppure al bol, le aghe e bol, io dico che praticamente mangia le e usano proprio le bol per indicare le balle. Che qui le parole di prima capiscono il perché che le mamme funzionano in che maniera chi, o le mamma funzionano in che maniera chi. Me fa, mi fa me essi, e io soi. Ie mi fa se io soi, io esiste. Mamma, a se me fat, me fare, me fat. Praticamente indica che alla fat e io ho soi fat, non è di più. Hai anche una ridondanza tra i frutti che dicono mamma, che lo ripeti di continuo anche se frutti alla fine le nausee, però in definitiva noi altri che è una descrizione dice che se che praticamente comporta le mari, che può essere anche le maritiare, per cui ad esempio vengono le parole mar, che significa ar, che è plantata assieme alle maritiare, il mar è plantata assieme alle maritiare, vi dico proprio che è una descrizione estremamente precisa. Quindi le parole mari, il ri significa plante chi, plantata chi. Discendenze, le rie, per capirsi, e si rie e le discendenze. E lo c'è anche dal pari, stesso tipo di discorso. Il fi è limitato all'aer, per cui c'è aria qui, aer qui, il fi è limitato all'aer. Non veniva limitato alle luci, perché poteva capitarci di notte, per cui è limitato all'aer. Ve un fi, fighe, al nas proprio del concetto qui, essi, ve, fi, per cui andà un fi è una che andà un fi, non è di più.
Noatres lo conseguin come biele femmine, però in realtà è partito proprio di un altro concetto, come le parole frizze hanno lo stesso tipo di concetto, dove che dice essi robe essi, hai robe, perché tutte le robe, tutte che c'è o il c'è o il cinghiale, il ciaval, il ciosul, tutte le robe, non vengono in onse, per questo dal nostro vocabolario il CI è sparnizzato un po' perduto, e free, che come in inglese significa libero, però un al dice central, qui pianta aria, chi planta aria, quella è libera. Perché se una roba praticamente passa aria dal mese, immaginate una case che hanno una frase che entra dentro aria, viene fuori uno spiffar, si accorge che il free è non è altro che una zona libera, una zona di passaggio, e di conseguenza che il concetto qui va ben perduto, robe che all'entra anche ad esempio tal italiano col fra, metti di fra mezzo una robe alla che significato qui, significato che noi altri si può chattare tranquillamente da parole ienfri, i, chi, en e si wait, free, liber, per cui ienfri o in dentri, per cui chi wait in, en e si wait, free, liber, per cui chi dentri wait, chi dentri wait, liber a sares, ienfri, che lo chatin anche da parole di framezzo, dal italiano vi ho detto air, plante, fa plante air, free, clip, chi plante air, che è lo stesso tipo di ragionamento, dove che tal tempo dopo si perdono sia concetti fra mies e free praticamente non vengono fatte in considerazione, però nasce da stesso tipo di ragionamento. Far vi adesso spi, no ponte chi spi, far air fa plante, le plantate l'air, non fa planta l'air praticamente, far alla chist ragionamento. Lo chatin anche in friul, free significa libero, ul significa ore liber praticamente, ul è uno dei due termini che è ur o ul, che è chatin da furlanga, significa vechalt, che è un'esigenza primaria, come che dicevi la formazione dei verbos all'inizio, che significa ore liber, e forum miuli è praticamente un pastros che è stato in design dopo tal tempo dato come il pari dalle parole friul, che non sempre noi, perché veramente si rituate di metterle insieme. Io ho provato per giornate, non sono arrivato, è una roba che non dà nessun tipo di senso, se nota il ciao di un che non sa dove se strade ciappare e si inventa che roba qui. Muschin, me, us, gran chalt, brusà, c robe dentri, per cui sta dicendo me brusa robe dentro, è una roba che mi brusa dentro, muschin ha praticamente il non con sé, e Christus non ha lo chatin di tantissimi bandi dalle lingue celtiche, e viene utilizzata la latin per il maschile, per definire una sorta di caliente, però la lingua celtica è proprio un brusà. Lo chatin con parole che sono state impartate dal latino come ustion, us brusà, ti superficie chi, on disore, ustion ha queste caratteristiche, che loro lo ripartono come usti, e che lo dicono anche noi, ma è una parola importante, perché già dal 90 a.C. il disegno furlans e latini sono attaccati verso fa comunque l'altri, e si sono impartati su un sacco di parole già dal classico. Ove in parole come mosce, me perimetro 80 robe chiesi, e praticamente una roba fastidiosa che stava in grande quantità. Considerate che la popolazione celtica arriva dal centro Austria, dal centro da Svizzera, per cui in zone che montane avonde frescis, mentre le zone picciali latini avevano musca, me chalt non assieme fa.
per cui non sta fatto assieme a me chalt, mi fa chalt assieme, ne robe che è fastidiose e mi si aldanciamo di più, non è za chalt, se tu veni sdonge mi mov, alle lanciamo pies. Per cui i termini si samein, ma partiscono di descrizioni completamente differenti, perché probabilmente sentendo una parole, a un certo punto, quando hanno dovuto creare una convenzione tra le nostre lingue, andavano a utilizzare le loro logiche. E il risultato è che sono venuti fuori parole differenti perché che l'hanno sbagliato, perché mus per loro è me brusa assieme a chi, cioè non mi brusa che roba chi, non ha nessun senso e di conseguenza le clami in un'altra maniera. Il musci mi brusa, che il sì, che l'ha un senso, che chi non avrebbe avuto nessun senso, perché proprio le composizioni da parole erano fatte in maniera differente e aveva già creato una convenzione per cui non era giustificabile per le popolazioni la scimmiotare una roba del genere. Lagrime, me, per cui me essi, rie, ve, grant fa grande, per cui è una rie che viene creata, si vede praticamente in maniera clara, su di me una rie che va, là dal senso che va, fa grande intendut come grande distanze con un grand che è definì come quides, sempre quides, per cui che se di lung così o che se di lung così, lo stesso io, che se di lung così, al massimo da riquadri, è sempre lung. Per cui questa è un'unità di misura, le L, è un'unità di misura estremamente curiosa che viene fatta con le lenghe. Provate a immaginare di solo un metro e c'è una misura tirando le cordine così, no? Con le lenghe facete le stesse robe. L. E questa è un esempio dimensionale fatto con le voci, dice che tu facessi con un fil di arbe o con una quardute per ciapare una misura. Per cui in queste condizioni ovviamente che vengono descritte in maniera precise e anche le parole vai, chi fa aghe fa chi, al dimostra praticamente chi è aghe. Le parole voi, aghe, perimetro chi, e sono le robe che è umide, come i lavris, no? Le grand fa, vr, plante aghe, v ris, plante aghe ris praticamente, per cui sulle ris plante aghe, sono zone umidi. Su rie, facile di capire, andare sulle rie, lo chatinchi di sore, su ri in francese, su, quando si è montagne non le cialte, you, quando si è alle cialte si è you. Per cui si è tabassi, sta pianuris, per cui questa nasce di una condizione ambientale, su e u e nasce di una condizione ambientale. Invece da parole italiane, G, U, G come o hai di G di che banda lì, anche dal furlan, il G è più capibile dal furlan che non dal italiano, G, U, per cui la chi chalt all'era praticamente il giù che viene fuori dall'italiano. Aiar fa plante, vi ho detto che al plante, che al sbasse, che al sbronte, che al pocche, tra virgolette, chi fa, per cui al presse e al fas, al butteiul le robe o comunque al simponte su tutte le robe, insomma. Off in inglese è bellissimo perché dice aiar perimetro, per dire le parole studate, basta sofflare su una candela e si distuda, perché non vengono sicuramente le corrente, ma con gli stessi principi voi utilizzate le parole off per distudare le robe elettriche, ma non sicuramente soffrire in disora, quindi fracca un bottone. E ho perduto il senso di chi sta off. Pene, essi weight, essi ponte, e ne ponte weight e tagliata in maniera corretta si poteva fare il penindula che entrava dentro gli ingiustri e accolava plan plank dentro tal pene per poter scrivere. Per cui le parole pene e una roba weight.
e le chatin in inglese ad esempio come pen senza le e finale, che ha lo stesso tipo di concetto. Penna è praticamente le parole italiane che hanno le parole pen dentro, na significa wait fa, hanno fate wait, per cui avevi perduto praticamente il senso dal pen e andando zontate il na per rimarcare una roba che secondo loro non è mangiava, e di conseguenza io dico che è una mutazione, una crescita delle parole fatte dal tempo che aveva già formato le parole pen e aveva di specificare di nuovo che era praticamente wade. Plume è bellissima perché sta disi me essi gran chalt, me essi gran chalt, lume, che lo c'è anche da parole lume, nel senso da lumin, dove che si zonta le P che indica che è una pontute, che è praticamente una roba puntiforme, per cui le parole hanno avuto due step, un che è lume e un che è plume, che indica se razza di lume che è. La parola piuma non cambia di tanto perché le fa me chi chalt ponte, per cui indica praticamente se che serviva. I plumins per fa il plumin per la dormire piuttosto che i cusins o piuttosto che il piumon per vestirsi, andà praticamente che tipo di gesto qui. Le parole chaf è estremamente biele, ayer fa chi robe, perché noi se l'esperin con nasse con le bocce, perché robe chi che viene di sorta dal nostro corpo è l'unica che fa su un casino di ayer, a differenza di sé che qualche malizioso pensa che si fa anche di un'altra banda, ma che saltuariamente, non sempre. Ale un orele, per cui ale un che chi è facile di capire, essi grande, essi perimetro pianta, per cui ale plantata a perimetro, è una roba attaccata a perimetro, è una roba di confine, tra virgolette, che è grande, per cui è in che caccia qui in superficie. E le lo contiene accettata bardele e le per cui esso essere in italiano tra virgolette traducendo così, ma noi sovente di serie di capire le meccaniche di tutte le frasi, si c'è donge che è un bardo, bardele, comunque al tabai ben che andava una buona favela, è un la bardele, in furlan, è un bardo in definitiva, per cui è un che s'attabaia tanto. Bard è donge, plante fa, sta donge, a quel chi ben, per cui è un che si sta bene in compagnia, per cui è un che al fa splasè sta con lui. Che nos fa capire che le parole ben, bar, scusate, alle noi altri che plante fa ben, per cui fermarsi, ara le fa soste, fermarsi, sta facendo un questo ben, e può essere traducibile con ben fa soste, per capirsi. Il bar è un questo che si fa soste, che si fa su un momento di riposo, di fa su un momento di svago. Prima la popolazione celtiche ovviamente avuto in Europa dai 13.000 ai 15.000 anni fa, int che pastrozzava sulle pareti, proprio perché queste lingue non era così facile di comunicazione fra le persone, bisognava fare qualche schizzo tra virgolette nelle mani per capirsi se si trattava di un mus, di un cavallo piuttosto che di un toro o di altri bestie, perché non esistevano anche mai noms, per cui è stata una necessità di attaccare a fare praticamente disegni sul muro, e questi disegni sono partiti dopo a creare grafis di trascrizione da parole su dei concetti che non permettono di poter scrivere normalmente.
che io sono un punto dove si rende capire troppo tempo fa che ho tabagliato in Celti, per cui siamo nel 321 d.C. e nasce le settimane e i furlan si fanno un qualche roba che è un pastrozzo, tra virgolette, ma no pastrozza, è una roba che secondo me è di una bellezza infinita. E tacchino a tradurre a loro maniera le parole e utilizzano dei plurali che non varessero di essi, perché dies lunae, dies martis, dies mercuri, dies iovis, dies veneris, dies saturnis, dies solis, e diventa lunis, che non è una luna sola, sono tanti, per cui è un plurale, non tornava come parole. Martars, che anche qui non tornava come parole, Miarcus o Miarqui, dipendeva da zoni, da zonis, comunque i primi tre sono plurali, il quarto non lo è, Ioibe non è un plurale, Vinars è un plurale, Sabine non è un plurale e Domenie non è un plurale. Però se io voglio scomporre le frasi, se io voglio scoviare le parole che sono sodmi, a quarts che praticamente che chiedi qui, chi ha un gran freddo, o fa tante soste a tiare, io sono assieme al fuoco o fa soste chi, oppure chi assieme al chalt soste o sosti chi, benché io tante planti vin, bef vin o traccani vin, donde chi essi ben, chi non fa, dove noi. Se ho attualizzi queste filastrocche mi ven fur che Costantino dice le domenie non si lavora e il furlan risponde al fa stan fred o sto tan sdraiat chi a tiare o fa sosta denando al fuoco sto ben chi bevint vin il vino si beveva vin per cui l'uomo tu proprio di vino in maniera metodiche come che si fa in le popolazioni tedesche inglesi si faceva in chi furlan il vino che si sderenavi. Sto chi donge senza fa dove noi praticamente è una poesia, una bellissima poesia che di proteste fatte con eleganza, con intelligenza, con metodo che dimostra che tal tresinte anche si davano in lingue celtiche. Ma le robe non finiscono qui, perché arriva che il signore qui, che è stato pitturato così, ma sicuramente non era in maniera qui, perché non girava con le arbeti sta ciaf, che si presenta qui in Friul, e l'è redante, per cui che non lo conosce, e al tabai vonde mal da lingua furlane da indica, perché al disco che lingua qui dite con crudeli accenze e rutade e una lingua di popolazioni smontane di montanas per cui di inte no erudite non le acciappate sicuramente in considerazione come lingue e riparte le parole cefastu però ta divina commedia a un certo punto tal muffiar a riparte duci concetti che sono presenti dentro ta parolis che UE non rivinga a comprendere in prime battute, però stante attenza alle parole si rende conto che sono in maniera esplicita. Dice che a scrive sicuramente le evidenze celtiche più importanti sono i girons, descritti dall'unfiar, descrive l'uciv far mitu dentro la glace in una gnot plena di aria. Perché sono i mulins, al fas fred, al cale le sorelle, e in furlan il diaul si chiama proprio diaul, diaul, allur il di, si robe il di, è un essere notturno, tra virgolette, che fa il furto, diavolo, no? Ha lo stesso tipo di concetto tal veneto o tal italiano. Ma le parole unfiar si lee alle parole unviar. Un significa wait chalt, non le chalt, alle fred, perché non avevi le parole fred, perché queste popolazioni si migravi da zone che erano temperate, per cui a un certo punto hanno dovuto negare il chalt per poter riprodurre un concetto di fred. Al dice
vuit salt, aiar chi fa plante, plantata assieme, per cui plantata assieme all'aiar e al fred. E la descrizione di Lucifero è plantata a mezza classe in una gnot ventose, riportando tre musi, per cui le Trinità, che era una concezione di carattere celtic, e allora il diavolo, per cui allora venne gnot, che era una descrizione dal 1300 e quattuardis, e di conseguenza si c'attin che un non come Dante che viveva in un'epoca, in una zona dove che non fiarono una zona cialde, a riparte un qualche roba di completamente stravolgente che aveva a che fare con popolazioni che talorlenghe lo arrivano in maniera clara, perché la parola inferno, se le voi a scomponi con questo metodo, mi fa sviodi che le in, per cui chi wait, fer, aria, air e si plante, per cui le senza aria, in, cioè dentro, scusate, fer, air plantato, no, wait perimetro, le senza air dentro tal perimetro dentro, per cui le sottiare alle senza air, hai un po' senza air, mentre per le popolazioni nostrane le proprietà alle fred, con l'air plantato, per cui le plantate al mezzo al fred. E veniamo praticamente a questo lavoro più diverso da dice che ho fatto, non le do sulle lingue furlane, o in Friuli, in Veneto, in Spagna, in Giappone e in Italia, e le parti italiane. E ovviamente che succede con parole che sono più o meno compagni. Quindi le parole tomari, che in furlanga è tomari, tomare in Veneto ha il significato, tomare, che se le prenderò, ciaparai, in spagnolo, in giapponese tomare, che è fermarsi, in italiano tomaia, che è praticamente le parti superiori da scarpe, non le suele, le tomaie, che disora. Se oninga fa lo stesso meccanismo che ho detto di ore, vediamo che le T significa superficie, le O perimetro, me, le A fare, le P plante, plantà fissa, le I chi, le E essi e le A fa. Però tra varie parole si dice che succede, o tocci il pet della persona che mi sta di fronte, disin superficie, perché sto toccando il pet, perimetro, superficie, per cui le top perimetro, le superfici del top perimetro che tu sei per cui indica una persona, è comprensibile bene, ad esempio tra i napoletani che dicono a mamma te, si fermi sulle te perché tocci con le mani il pet, a mamma te, no? Non è di un'altra superficie, no? È che la maniera di spiegarsi, ma che è mari, per cui fa me, plante chi, mi ha plantato chi, oppure fa me, ma tomare in Veneto, che è praticamente plante essi plantate o plantata chi, non cambia di tanto fra mari e mare. Tra spagnolo ha cambiato il gesto, dove il gestuale, per cui le parole se sono identichis, dice superficie e perimetro, il perimetro delle superficie, me fa, on dai fat, plante essi, per cui le plante sarà, o ciaparai, per cui prenderò, perché non dai plantate, perché non dai fatto un lavoro tal campo, tal terreno, tal superficie, per cui io voglio creare e formare una parole che se ne è divergente in toto dall'originale, però è partita praticamente dalla stessa base. Se vuoi dal giapponese tomare, che significa fermarsi, e si plante, me fa, io faccio che mi planti, mi fermi, a perimetro della superficie, perimetro superficie. Per cui quando arrivi praticamente a perimetro della superficie, che poi là, mi fermi. E le stesse identiche situazioni. Dall'italiano le tomaie, tomaia, fa chi, le fa sa chi, non fa in altra banda, le fa chi, me fa, le fa io, perimetro superficie, superficie perimetro, fa perimetro una superficie. Te l'hai spiegato.
alle precis. Onde cambiare nome gestuale. E veniamo qui alle sciarute che tabae in mandarin. Potevi sapere il cinese, la compagna, tanto loro andano parole come il bosco che lo chiamano ling, un'altra che se viene fuori dal bosco lo chiamano ling, hanno lo stesso concetto, partiscono dalle stesse logiche. Però le robe che mi ha preso di che si rotte qui, che le parole chan, nel senso cane, le chiama chan, e le parole cercli le chiama chan, le parole o le chiama duce e chiama chan, advice, compagno. E cambia un po' le pronunce, cambia un po' il suono, però al principio più o meno quello del che. Allora, scontinle. 圈圈圈圈 Allora, vedi di capire che succede. Quando dice il cercli, dice robe chi, ci, and fa wait. Allora, un cercli, è normale che sia di wait al mezzo. Se o dice sul chan, sulle bestie, o dice robe chi, fa wait, perché tem wait praticamente tutto il territorio. È un chan di guardie, lo dice dalle parole senza mettere di guardie d'onge, per cui non è che servisse tante robe, sono robe chi che svede, che fa di guardia. Se o dice duce, robe chi, wait fa, robe chi. A un certo punto si ribalta il concetto che viene tannestriciaf, lo podin capire anche con le parole int, per cui chi wait superficie sparisce le superficie. Il concetto che vanno a identificare loro, definite le robe, è proprio le superficie, per cui le superfici in quel caso qui che è indicate come una robe e venga a mangiare, per cui venga disuedata. Quando c'è tante int si disuede praticamente l'ambiente perché viene plattato da int che sta. Le int hanno lo stesso tipo di concetto, per cui chi weight superficie, le superfici si svede, non è più visibile perché sono delle persone di zona. Le parole gente, io ho detto che le n compare di nuovo, g, per cui g, andare, essere, n, vuoto, per cui si svede, superficie, essere. Per cui le superficie si svede e perché è in plade di qualche altra roba. Il concetto che viene fuori è sempre lo stesso, per cui con le parole le difficoltà sta a capire se che indicava in quel det. Nome che, perché se che cambia è il gestuale, sempre e comunque. Ning in denant, ciappin che si rotta qui, che mi sta simpatica, che è giapponese e al mi dice li si robuti in giapponese e vedete che succede. Alcuni elementi tipici che si trovano in una casa giapponese. Genkan è un'anticamera dove si tolgono le scarpe. Come sapete, noi giapponesi entriamo in casa senza scarpe. Allora, wait fa assieme, i pisse sono due osi di suedaio, wait essi ve, per cui ha la necessità di waste. Tatami è un pavimento tipico giapponese fatto con Vedete che mi fermi un secondo. Torniamo da capo. Kan, a lei praticamente, anche con le parole kan, chan o cane, stesso tipo di concetto. Assieme fa wait, per cui i pisi sono due e assieme praticamente hanno 10 suedaz, hanno 10 javaz. Geng, g, avere, essere, vuoto. No tu hai verobis, tu hai discolz, per cui tu hai suedaio e 10 discolz. In quel caso qui vi ho detto che le parole praticamente spiegano in maniera chirurgica che il puesto lì, genkank, è praticamente il puesto là che si giavano gli scarpis. Ninga le parole tatami. Un pavimento tipico giapponese fatto con stoglie di paglie di riso. Me qui, fare superficie,
a fa su una superficie, per mettere su una superficie. Tatami alla che significato è chirurgic. Shoji, le porte scorrevoli giapponesi. Che chi è l'importante? Shoji. Per cui tachin che chi le abitudini delle drose, comunque chi là, per cui e va chi un perimetro chi robe no, wait, senza robe, che perimetro chi senza robe, per cui G o G, per cui perimetro la chi, perimetro senza robe, è una robe scorrevole che va praticamente a scerà un perimetro che non dà le robe. Lei girate al contrario le frasi per lei le corrette, però ogni tanto siccome si è abituata a lei al contrario mi impantani, però in linea di massima torniamo a chi G, che significa a chi la perimetro, per cui è un perimetro che va in qualche maniera, perimetro chi no robe, per cui è una zona che non ha nue, è una zona vuota, che chi ha un separé che si muove e al siare, che chi è praticamente il concetto di queste parte scorrevole che vengono descritti in maniera estremamente puntuale. Io dico il prossimo. Kotatsu è un tavolino sul quale stende. La coperta è sotto il tavolino e attaccato alla stufetta. È un elemento invernale tipico per noi giapponesi. Chalt, tante superficie, fa superficie, perimetro assieme. Per cui si fa su una superficie si fa su un perimetro assieme per le chalt. E le secca la dite che si ora qui. Futon. E ci sono ancora alcuni giapponesi che dormono sul pavimento e utilizzano questo futon. Futon è composto da materasso e la coperta imbottito. Futon ha queste caratteristiche che ha l'X on che torna a venire fuori, però può dire anche se c'è valore separata, cambia poche, per cui disore superficie, cialta aiar cial disore da superficie. Però può dire metti perimetro weight, per cui andà diciamo un perimetro weight, perché è leggermente rialzato sulle superfici, cialta aiar cial sulle superfici, per cui sta spiegando sempre questo concetto, potrebbe essere anche il perimetro weight dentro da questo futon che praticamente riparte sempre la superficie cial aiar cial, per cui alle un puesc 20 cialt proprio per la sua struttura. Io dico di fanno se che mangia di che si ora qui, che mi pare che non mangia di nue, che dico se che la di disi. A salute, mandi. Dico denante e Alcuni elementi vi dico un momento che è succeduto. Quando sono arrivati in che zone K, più o meno mancul, di popolazione in giro dal Mar Nero, che bandi qui, a un certo punto hanno sfolato un po' in giro per tutto il mondo. E sono passati senza chi bassi e ho avuto fino a 4D un'età per noi sapiens di 200.000 anni. Dopo dal 2017 hanno detto no, non è vero, e si è passato a 300.000 anni. Però le popolazioni sono partate in giro per tutto il mondo, che si sta d'Australia, che si sta d'America, eccetera, eccetera, lo stesso tipo di meccanismo. Dove a chi, e chi bisognerebbe verificarlo in Sud America, o si c'è la popolazione che hanno 3 vocali e 7 consonanti. Per cui da una lingua che è particolarmente in Daur, come che sono in Daur le lingue, ad esempio Khoisan, che sono qui dal Sudafrica, che hanno utilizzato da varianti clicker, perché mentre le lingue che sono andate senza per chi sono evolute con post clicker, l'uvin anche no, quando le morosute, no, dammi una bussata che ti dice significa no, quando un siciliano dice ciao che roba lì, talia, no, che da roba, no, e che l'altra fa, è un no.
per cui le lingue clicker le vengono altri sperdute perché l'italiano non si usa più, però le lingue clicker è che chi andano a sviluppare le lingue clicker bene e i reports che vengono qui invece dimostrano che sono alle due di studiare, alla fine, alle due di studiare. E probabilmente non vengono i dati scientifici per poter dire che sono arrivati all'inizio date troppo anni fa. In che situazione qui possiamo praticamente dire che se il Giappone arriva a creare questa continuità di ragionamento, di costruzione linguistica, se l'Europa è chi è due compagni per cui fur per fur, anzi oltre le lingue europee, lo fanno anche il discorso qui in Africa, lo fanno anche in Australia, per secondo è fatto anche qui il discorso, il Centro America, qui la coda americana, secondo è fatta qui questo discorso, è chiaro che una matrice comune esiste, che per quanto vedi è fatta in modo dai ROS che saranno dei ricorresi, comunque è estremamente evidente. E da queste zone sono venuti queste migrazioni che è stata che celtofone che andava fatta questo percorso e dalle unioni, dalle logiche con i romanzi, con le popolazioni germaniche, andano zappate viste di sviluppo che sono stati differenti. Perché qualcuno ha insegnato un metodo per poter rendere indescrivibile la lingua, ma non perché hanno perduto il significato originale della lingua propria con etimologie che sono evidentemente riforesti. Le lingue di coincidi, non è come voi che conosci le differenze fra una lingua che altra, pensi sempre che l'altra sia di mone e di conseguenza lingua corresi. Pensavi sempre che fosse un mono e di conseguenza la venga corresi. Come i grecs e i romanzi ancora le parole celtiche su un inglese, i celts a un certo punto correggevano le parole sia impartate dal latino sia latini per fare una logica talenghe che zai tabagliavano. Di conseguenza non è tutto questo impartare parole forestis, ma le piche altre usare le proprie lingue adattare e fare madurare per ottenere praticamente il risultato. Per questo dice che il Furlan alla P di 3.000 anni di storia, forse anche 20.000, e di conseguenza ha un percorso che seguisce queste strade che può invio di chi arriva a Kita nei zone del 200 a.C. con delle lingue che erano estremamente antiche, estremamente corte, estremamente ridotte alle lingue zero, oppure dici che l'indoeuropeo è un po' una lingua mitologica, assolutamente mitologica, perché non era una lingua che poteva essere compagnia perdutis, ma era una lingua sapiens che era che compagnia perdutis, che l'indoeuropeo andava semplicemente a creare similitudini, spidonge, l'una che altra evoluzione linguistica di zone, ma sicuramente una zona aveva una lingua differente di che altre. 12.600 anni fa, chi tal canton probabilmente era Babele, no Babilonia che sta più sotto, e chi ha vinto un grande disastro ambientale sul Mar Nero che era di Agedolz, che a un certo punto con il disglassarsi dei glaciari perenni che avevano in tante zone alpine alla spaccato le arzinature, alla avviato i canali, alla diventata nossic e è diventata nossic, non aveva più ossigeno, per cui tutte che l'era lì dentro è morte e tutte le popolazioni si sono sfolate in zero, creando dopo diversità linguistiche perché i vari isolamenti, le necessità di innovare dal punto di vista tecnologico e partava praticamente a creare nuove parole e nuovi modi che fin quando le parole sono corte, tutte le lingue si sanno e di conseguenza sono facili di capire e intercomprensibili. Quando diventano più lungi invece il problema diventa grande e non si riviene a capire fra di loro. Le lingue e modi, anche un termine avevo usato con costanza, per cui se io mi confronto con un'altra lingua e si mette fra di loro le lingue mude,
ma le lingue seguiscono un vaglio estremamente severo dai sia locutori, perché dalle sue evoluzioni deve essere di essere coerente, insomma, e questa ha le grandissime forze proprio dal fatto che le lingue furlane sono isolate e di conseguenza con tutti i sia varianti si è dimostrato questi principi che io ritengo estremamente interessanti, estremamente validi. Io us domandi per piacere di mettere un like di una banda, attivare le campanelle per i prossimi video che farai. Us ringrazio da pazienza, iscrivetevi al canale perché al servizio per far rendere visibile queste robe a Trent, che poi praticamente condividi perché ogni volta che volete so fare un clic le vostre azione e permetta al sistema, all'intelligenza artificiale di rendere fruibile a tante piante le robe, in modo che duce e vedi un confronto. A me non mi interessa che robe qui diventi per forza di robe di l'est al ciaf da ind, ma ad essere un confronto per via di tutte le monadi che si sono fatte fin come se nel caso di continuare per queste strade e continuare a disimmonare, solo nel caso di fermarsi e fare un confronto diretto con le persone in modo di capire che sta succedendo dal punto di vista da logica, insomma, non si può sempre fossilizzarsi in un credo quando si fa in circostanze errori di percorso, ma non per cause proprie di tempo che vive come perché questa storia, ognuno la fa le sue coionate e il livello da coionate se è diventato talmente alto che vi fatto piramidi di coionate sulle quali noi siamo ragionanti se ne indica da logiche che si basano su da robe che da in semplice andare mitudonge in maniera semplice creando pastrozza condivisibili e condivise dal tempo per motivi di carattere religioso, per motivi di carattere politico, per motivi di carattere campanilistico, creando un gran zuff. Buone giornate, vi sai di cliccare like, campanelli, iscriversi al canale e si sentirà alle prossime ciacarate furlane. Mamma, ciao ciao!